La vicenda dei quasi 11 milioni di euro di debiti in capo al direttore generale dell'ULSS 7, il trevigiano Carlo Bramezza, sta assumendo i tratti del caso nazionale. Un buco profondo, frutto di debiti maturati da Bramezza dopo aver rilasciato garanzie personali per due società di capitali di cui era socio. La carriera di Carlo Bramezza, esponente di una nota dinastia della politica e dell'imprenditoria trevigiana, è legata a doppio filo con il mondo sociosanitario della pubblica amministrazione. Dal 2000 al 2012 Bramezza ha gestito e diretto l'IPAB degli Istituti San Gregorio di Valdobbiadene, la casa di soggiorno Mozzetti di Vazzola e la casa di riposo Marani di Villorba. Oltre a questo, l'attuale guida dell'ULSS 7 ha operato come direttore con responsabilità all'intera organizzazione di almeno altre 4 strutture del settore sociosanitario. E proprio in questi anni si sono concentrate le fideiussioni rilasciate da Carlo Bramezza per attività private nel ramo immobiliare, avvenute nel periodo che va dal 14 maggio 2008 al 21 marzo 2012. Oltre 5 milioni di euro a favore di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA e 5 milioni di euro a favore della Cassa di risparmio del Veneto. Garanzie fornite da Bramezza per investimenti nel settore immobiliare con appalti, lottizzazioni, ristrutturazioni e gestione di immobili pubblici e privati. E mentre Bramezza rilasciava queste fideiussioni, rivestiva un ruolo chiave nelle IPAB, strutture pubbliche che operano nel campo socio-assistenziale. Dunque, sempre durante quel periodo, lo stesso periodo delle garanzie in capo alle aziende di cui Bramezza era socio, l'attuale direttore generale dell'ULSS 7 gestiva beni e patrimoni pubblici all'interno delle sue IPAB. Nonostante questa situazione debitoria personale, Bramezza è stato nominato nel 2013 alla guida dell'ULSS 10 Veneto Orientale e da marzo 2021 DG dell'ULSS 7 Pedemontana. Un quadro complessivo che apre a nuove domande, una su tutte. È opportuno far svolgere a una persona che si trova in questa situazione il ruolo di direttore generale di un ULSS che deve garantire la salute dei cittadini?